essere. Dramma nel Trevigiano, un imprenditore 24enne di origini padovane si è tolto la vita nel capannone della sua azienda il giorno prima dello sfratto. Il Veneto ripiomba nell'incubo degli imprenditori suicidi per la crisi. Arrestato il piromane che da mesi seminava il panico in una via di Treviso, un 23enne è stato colto in flagrante dopo aver appiccato il fuoco per l'ennesima volta alle auto. Autonomia del Veneto, iniziato ufficialmente il negoziato regione e governo per arrivare all'intesa. Il ministro Stefani si prende una settimana per valutare la proposta, Zaia ottimista, chiudiamo entro l'anno. Donna di 60 anni ricoverata in gravi condizioni in neurologia all'ospedale Cafoncello di Treviso, le analisi non lascerebbero spazio a dubbi, affetta dal morbo della mucca pazza. Radiato dall'ordine dei medici, lo psicoterapeuta con studio a Mestre è finito nell'occhio del ciclone dopo i servizi delle Iene. Il legale del professionista nega tutto falso, rapporti consenzienti. È un 18enne in procinto di andare in seminario, il giovane che venerdì ha bloccato lo spacciatore in fuga a Treviso. Ho agito distinto, dice, i complimenti sono arrivati anche dal ministro Salvini. Antena 3 batte tutti i record del primo per ascolti TV in Veneto, una media impressionante che tocca il 10% di share nelle fasce TG, investimenti in crescita e successo nei nuovi programmi, gradimento quadruplicato in un anno e mezzo. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e ben trovati, la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano il Veneto, dunque che ripiomba nell'incubo degli imprenditori suicidi per la crisi. Il dramma si consuma nel Trevigiano, a Morgano di Badoere, un capannone da cui un imprenditore di 24 anni deve essere sfrattato e così decide, disperato, di togliersi la vita. Si è tolto la vita all'interno del capannone dell'azienda che pochi mesi fa aveva ereditato dal padre. La tragedia domenica mattina nella sede della Nuova Tech in via Bosco a Morgano. Proprio quella mattina Ivan Vedovato, 24 anni, si era dato appuntamento con il fratello per sgomberare il capannone dal quale all'indomani avrebbe avuto lo sfratto esecutivo. È stato il fratello a fare la tragica scoperta. Subito sono state avvisate le autorità. I carabinieri non hanno dubbi che si sia trattato di un suicidio. Il giovane ha lasciato un biglietto nel quale spiega le ragioni del gesto estremo, ragioni da ricercarsi nella difficile situazione economica nella quale versava l'azienda. A gennaio scorso, dopo la morte del padre, i figli avevano ereditato la ditta, ma gli sforzi per rimetterla in carreggiata sono risultati vani. La situazione debitoria si è aggravata fino allo sfratto che sarebbe diventato esecutivo proprio il giorno dopo la tragedia. I funerali di Ivan Vedovato verranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe nel Padovano, paese d'origine della famiglia. Restiamo nella Marca trevigiana perché è stato arrestato il piromane che da mesi ormai seminava il panico a Treviso, in una via di Treviso, in una zona di Treviso, dando fuoco alle auto. Ha fatto in tempo a dare fuoco ad altre due vetture prima di essere arrestato proprio in flagranza di reato dalla polizia. Da poco si è conclusa la conferenza stampa proprio della polizia, della squadra mobile, che è riuscita a bloccarlo e arrestarlo. Lo vedo già il nostro Lucio Zanato in compagnia del dirigente della squadra mobile di Treviso, dottor Claudio Di Paola, che saluto. Allora Lucio, a te come si è arrivati dunque ad arrestare il piromane? Allora, intanto ringraziamo il dottor Claudio Di Paola perché abbiamo letteralmente strappato dalla conferenza stampa. Dottore, intanto buongiorno, l'avete arrestato, chi è, cosa è successo e perché l'ha fatto? Sì, nella decorsa nottata abbiamo tratto in arresto un giovane che si era reso responsabile dell'incendio di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Questo è avvenuto nel corso di servizi di polizia giudiziaria che erano stati coordinati dalla Procura della Repubblica ed affidati alla Polizia di Stato, che da qualche tempo stava monitorando la zona in cui si erano verificati altri eventi simili. Ecco, si parla di un 7-8 macchine, poi la moto, sono 3 mesi insomma che la gente non viveva più in quel quartiere perché avevano paura che ogni notte succedesse l'ennesimo incendio. Anche questa mattina abbiamo trovato qualcuno che è subito entrato e sceso in strada per capire se la macchina bruciata era la sua, in realtà queste due addirittura erano in un parcheggio privato.
Sì, la circostanza è confermata e in questo frangente l'uomo ha leggermente modificato il proprio rituale. In questo momento stiamo raccogliendo degli elementi per capire se anche gli altri fatti possano essere attribuiti alla responsabilità del giovane tratto in arresto. Ecco, in questo ultimo caso, ma anche nei precedenti, si usa la carta igienica, questa volta addirittura ha utilizzato un accelerante. Qual era, diciamo così, la pratica? Sì, la pratica consisteva appunto nell'incendiare della carta igienica o dello Scottex e appiccare il fuoco sulla parte anteriore di un'autovettura in maniera che anche la parte posteriore della vettura che era parcheggiata davanti alla prima potesse poi incendiarsi. Quindi un lavoro per distruggere due auto, e sempre la delicatezza dell'indagine è determinata dal fatto che potevano mancare le prove, perché la carta igienica si trova ovunque. Sì, abbiamo acquisito degli elementi di riscontro subito dopo l'arresto e questi elementi verranno sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria inquirente, ma questo ci fa pensare che l'uomo avesse anche in passato probabilmente compiuto degli atti simili. Ecco, ma lui come si è giustificato quando l'avete arrestato? Lui non si è giustificato, si è chiuso in un mutismo iniziale e successivamente valuteremo le dichiarazioni laddove queste verranno fatte secondo le garanzie di legge. È un 23enne, vive con i genitori, è incensurato. I genitori cosa hanno detto? È impossibile che non si siano accorti di quello che combinava. Beh, i genitori sono distrutti e c'è sicuramente una situazione drammatica che questa vedremo quanto possa influire sulla vicenda giuridica, e verrà valutata anche questa circostanza dall'autorità giudiziaria. Possiamo dire che i genitori sono molto conosciuti in città, il papà fa l'assicuratore, c'è comunque un'indagine in corso, come sempre ulteriori sviluppi ve li racconteremo questa sera nel telegiornale delle 19:30. Se ci sono domande, Nicola? No, grazie Lucio, direi che per quanto si può dire per ora, insomma, è stato abbastanza esauriente il dottor Di Paola, che saluto e ringrazio insieme a te ovviamente. Grazie del collegamento. Grazie a voi, la linea. Allora, questa sera ovviamente un'ampia pagina dedicata all'arresto del piromane e al contorno anche di questa vicenda. Restiamo però nella Marca trevigiana, restiamo a Treviso, perché nell'ospedale Ca' Froncello di Treviso è ricoverata da 3 settimane una donna di 60 anni in gravi condizioni perché affetta dalla morbo di Creutzfeldt-Jacobs, più noto come morbo della mucca pazza. Rientrata in ospedale, dicevamo, quasi 3 settimane fa, con una diagnosi da sindrome depressiva. Poi con il passare dei giorni i sintomi si sono progressivamente aggravati, con manifestazioni nervose ed altri scompensi di tipo motorio che hanno messo in allarme ovviamente gli specialisti dell'ospedale Ca' Froncello. Disposti ulteriori test, la paziente è stata trasferita nel reparto di neurologia e i test avrebbero evidenziato un quadro clinico compatibile con la infezione da prioni, di agenti infettivi non convenzionali di natura proteica che colpiscono il sistema nervoso centrale, che sono responsabili appunto della malattia. È scattato dunque il protocollo predisposto dal Ministero della Sanità, che ha varato un apposito registro ovviamente dei pazienti colpiti dalla encefalite spongiforme. Solo pochi giorni fa, peraltro, lo ricorderete, a Martellago un uomo 73enne era deceduto, un macellaio in pensione a Martellago, e affetto anch'egli dal morbo della mucca pazza, era affetto però dal morbo da circa 3 anni ed era sopravvissuto per 3 anni al morbo. Anche in questo caso maggiori approfondimenti su questa notizia questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Lasciamo per un attimo la cronaca, torniamo a parlare dell'autonomia e del negoziato dell'autonomia, con il passaggio fondamentale di ieri a Roma, con l'inizio ufficiale del negoziato Regione e Governo e un obiettivo: arrivare entro la fine dell'anno all'intesa. Io vedo celerità, vedo voglia di fare, del resto c'è un impegno con i cittadini da parte delle forze politiche che ci governano. Immagino che si possa entro fine anno chiudere la partita dell'intesa, perché la Costituzione prevede che ci sia la firma dell'intesa tra il governo e la Regione, e noi siamo qui. Motore acceso, negoziato al via, autonomia all'orizzonte.
Ministero per gli affari regionali, Roma, ore 16, al tavolo le delegazioni trattanti. Il governatore del Veneto Luca Zaia con il suo pool di esperti da una parte, il ministro veneto Erika Stefani dall'altra. È una giornata fondamentale perché oggi abbiamo presentato ovviamente la legge delega per la sottoscrizione poi di quello che sarà l'intesa. Intesa per noi vuol dire l'applicazione dei dettami della Costituzione che prevede la firma di un'intesa tra governo e regione e quindi l'ottenimento per la regione del Veneto, qualora si firmasse, delle 23 materie e delle rispettive risorse. Stiamo facendo sul serio, ribadisce Zaia, abbiamo il mandato di oltre 2 milioni di veneti che hanno votato un referendum. Adesso i tempi. Adesso il Ministro si è preso del tempo, immagino che basterà una settimana, 10 giorni per valutare le diverse proposte. C'è una proposta c'è una proposta Calderoli e c'è questa proposta, non so se ce ne siano altre, a noi va bene, l'importante è che ci dicano quali sono i tempi, quali saranno i tempi e che ovviamente sia garantito che siano risorse e le 23 materie come previsto dalla Costituzione. Si chiude entro fine anno, dice ottimista Zaia, intanto la corsa del bolide è partita, aprendo scenari nuovi. Si ridisegna l'ossatura di un paese, perché se tutte le regioni avessero, come c'è scritto in Costituzione, l'autonomia prevista dalla Costituzione, il nostro paese diventerebbe di fatto uno Stato federale. E intanto per altre motivazioni è bufera, è polemica sul Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti per alcuni passaggi delle parole con le quali ieri ha commentato il rapporto della direzione investigativa antimafia dedicato alle organizzazioni criminali straniere in Italia. Chi si lascia sopraffare delle emozioni di immagini commoventi di rara capacità comunicativa al punto tale da sembrare opera di veri maestri dell'arte fotografica, chissà come e perché presenti sul posto al momento giusto, non si rende conto di fare il gioco dei criminali, ha detto Ciambetti riferendosi ovviamente alle foto dei migranti morti in mare in questi giorni. A suo dire non solo le foto di migranti sono sospette per tempismo e qualità, ma chi si commuove guardandole è superficiale e ingenuo, parole che ovviamente hanno scatenato un polverone, una reazione. La più dura è quella del consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin, che ha detto Ciambetti dovrebbe vergognarsi il suo cinismo e il suo disprezzo per la dignità della vita di altri uomini e donne, perché per lui non meritevoli di essere considerati persone, perché nati troppo chilometri distanti dal suo orticello di interessi politici ed economici, hanno raggiunto l'apice, e ha continuato provo sdegno e disagio di fronte a queste frasi pronunciate da chi ricopre l'incarico di Presidente dell'Assemblea di tutti i Veneti. Peraltro la polemica sulle foto, una polemica che ha innescato diverse accese appunto polemiche, diversi casi in queste settimane. Torniamo alla cronaca per parlare dell'incidente, del grave incidente avvenuto in A4 nel Veronese 2 giorni fa, con coinvolto l'attore Marco Paolini, che lo ricordiamo è indagato per lesioni gravi dopo aver provocato l'incidente nel quale come vediamo nelle immagini sono rimaste ferite 2 donne, una in particolare in modo grave. Restano gravi le condizioni della 52enne che si trovava a bordo di quella 500 volata letteralmente sulla tangenziale vicina alla 4, proprio perché tamponata dalla Volvo dell'attore Marco Paolini, che dicevamo resta indagato. C'è ancora appunto una indagine in corso sull'esatta dinamica dell'incidente. L'attore, scrittore peraltro, ha subito detto è colpa mia e farò di tutto per aiutare, per stare vicino alla famiglia delle 2 donne ferite. Non è ancora chiaro cosa abbia distratto alla guida l'attore. Resta il fatto che la distrazione alla guida sono il primo purtroppo caso di incidenti spesso anche fatali. Ne ha parlato, parlando della sicurezza stradale, ieri sera, ospite di 20 e 10, il comandante della Polizia Stradale del Veneto, Cinzia Ricciardi. Sentiamo un passaggio. Purtroppo il telefonino è sempre fonte di distrazione, anche se io utilizzo il viva voce, se utilizzo quello che le cuffie, qualsiasi cosa, è comunque un momento di distrazione. Paradossalmente ora ci stiamo rendendo conto che la gente telefona meno, ma manda messaggi in continuazione. Esatto, che è peggio ancora. È molto peggio, certo. Bastano pochi secondi. Se uno prova a casa quanto tempo ci mette anche i ragazzi velocissimi che hanno la possibilità di scrivere messaggi in pochissimo tempo, 10-15 secondi a 130 km all'ora di velocità in autostrada o anche meno,
ti fanno fare 40-50 metri al buio, nessuno di noi guiderebbe con una benda sugli occhi, eppure tutti quanti guidiamo, magari rispondiamo a un WhatsApp. Non c'è mai nulla di così urgente che possa consentire di mettere a rischio la nostra e l'altrui incolumità. Rispondere a un WhatsApp è un atteggiamento, io direi veramente criminoso, questo, criminoso, perché è gravissimo, mette veramente a rischio la vita delle persone. Parole molto, molto chiare, quella del comandante della Polizia Stradale del Veneto, un monito per chiunque si metta alla guida, soprattutto in queste giornate di esodo vacanziero. Adesso con la cronaca torniamo a Mestre per parlare del medico. Ricorderete che finì nell'occhio del ciclone per alcuni servizi delle Iene, nelle quali veniva accusato di aver abusato sessualmente di una paziente. Si è sempre difeso anche tramite il suo avvocato dicendo che il rapporto era consenziente, intanto però l'ordine dei medici lo ha radiato dall'albo. Allora ci racconta gli ultimi sviluppi da Mestre Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre. L'ordine dei medici di Treviso ha radiato Muhammad Abdustar, il medico 57enne di origine irachena, immortalato dalle telecamere della trasmissione Le Iene alcuni mesi fa mentre sembrava abusare sessualmente di una paziente durante una visita privata come psicoterapeuta nel suo studio mestrino. E mentre proseguono le indagini della procura, l'organo di governo dei medici invece ha già preso la sua decisione, anche se in realtà non sono ancora arrivate conferme ufficiali, però neanche delle smentite. Abdul Star aveva lo studio in via Milano, dove operava anche come medico di famiglia per l'Ulstre Serenissima, fino alla decisione dell'azienda sanitaria di sospendere la convenzione in seguito all'esplosione del caso. Ma in passato l'uomo aveva anche fatto base tra Vittorio Veneto e Belluno e da quel momento è sempre rimasto iscritto all'ordine dei medici di Treviso, ed ecco perché ha toccato proprio a quest'ultimo portare avanti il procedimento disciplinare a carico della 57enne. La sanzione comunque non è ancora operativa, adesso infatti il medico ha la possibilità di presentare il ricorso al Ministero della Salute come se fosse un secondo grado di giudizio, e nel frattempo la decisione dell'ordine di Treviso resterà sospesa. Solo la Commissione potrà renderla effettiva. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Torniamo a Treviso. Abbiamo visto in apertura come il piromane di Treviso sia un ragazzo di 23 anni appena, ma c'è un altro ragazzo trevigiano che è finito sulla bocca di tutti per ben altri motivi, per motivi certamente positivi. È il giovane 18enne, peraltro in procinto di iniziare il seminario, che ha bloccato venerdì scorso uno spacciatore in fuga nella stazione dei treni di Treviso. Per questo ha ricevuto ovviamente i complimenti e il ringraziamento ufficiale dal sindaco e anche dal numero 1 del Viminale. Spacciatore nigeriano scappa tra la folla a Treviso, un ragazzo lo placca senza pensarci un attimo e ne permette l'arresto. Eccezionale, coraggio e senso civico, questi sono i giovani che restituiscono a tutti sorriso e ottimismo. Il post del ministro dell'Interno Matteo Salvini trasforma in caso nazionale l'episodio dello spacciatore nigeriano arrestato in stazione venerdì sera dalla polizia locale grazie al coraggio di un giovane pendolare, e lo fa nel giorno in cui il ragazzo ha finalmente un nome, un cognome e una storia, il giorno in cui il sindaco Mario Conte lo ha incontrato e premiato insieme agli agenti che hanno portato a termine l'operazione. Complimenti anche dal governatore Luca Zaia, che ha definito impressionante il video diffuso da Conte, aggiungendo ce ne fossero di cittadini così. Eppure lui, Lorenzo Pecoraro, studente trevigiano di 18 anni, seminarista, diplomato a Riccati, con un futuro forse da sacerdote, non si sente affatto un eroe. Non è che io abbia pensato tanto, cioè è venuto tutto distinto e mi sono messo in mezzo solo, non è che abbia fatto un gesto così tanto eclatante, però sono contento che abbia avuto tutta questa risonanza. Però sì, non è che ci abbia pensato a chi fosse, se era armato, se sì, ho tutte le probabili variabili. Mi sono solo messo in mezzo e questo è stato. Dopo il placcaggio se n'è andato come se nulla fosse, tanto che il sindaco aveva lanciato un appello pubblico affinché si facesse avanti per ringraziarlo. Mi ha portato mio papà il giornale a casa e mi ha detto vai, presentati perché sennò qua non ti do più da mangiare, e allora sì, sono venuto. Sono veramente orgoglioso di accoglierlo qui in municipio per dare un semplice riconoscimento che non potrà mai ripagare il grande gesto, però crediamo che la comunità debba essere riconoscente
nei suoi confronti, e anche perché lui debba essere d'esempio per tutti i cittadini che devono mettersi sempre a disposizione e a supporto delle forze dell'ordine che fanno ogni giorno un lavoro straordinario. E un grazie è arrivato dagli stessi agenti che Lorenzo ha aiutato e dal loro comandante. Capita spesso che ci sia questo genere di aiuto da parte dei cittadini? No, è rarissimo, difatti lo ringraziamo di questo perché è raro e appunto è stato veramente un gesto esemplare. È un bellissimo esempio per le giovani generazioni, e non solamente per le giovani generazioni ma per tutti noi cittadini, che dobbiamo avere un grande senso civico, un rispetto per la nostra comunità. Lo rifaresti? Beh sì. Complimenti a Lorenzo. Noi con la cronaca ci spostiamo a Padova, ennesimo caso di controllori aggrediti da un giovane che non aveva il biglietto sull'autobus. Era senza biglietto a bordo dell'autobus, ha aggredito 2 controllori ed è stato arrestato dai carabinieri. Protagonista dell'episodio, un nigeriano di 22 anni, irregolare, accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, a bordo di un mezzo della linea 4, è stato avvicinato dai controllori che lo stavano identificando per procedere a sanzionarlo in quanto era sprovvisto di biglietto. Improvvisamente l'uomo ha iniziato a spintonarli con violenza per fuggire, ma sul posto stava già arrivando una pattuglia dei carabinieri chiamata dagli stessi controllori, e così il nigeriano è stato fermato e arrestato. Non esiste solo il controllo di vicinato tra i residenti delle vie e dei quartieri, ma anche il controllo di vicinato tra i negozianti. Accade ad Albignasego. Ad Albignasego i controlli di vicinato saranno estesi anche alle botteghe del centro. Lo ha annunciato Antonietta Dolgan, responsabile del monitoraggio diffuso. Verrà attivato un gruppo WhatsApp con i negozianti, nel quale sarà inserita anche l'unione della Polizia Municipale Patriarcati. Potranno essere fatte quindi segnalazioni immediatamente. L'intento, spiegano gli organizzatori, non è quello di sostituirsi alle forze dell'ordine, ma di facilitarne il lavoro. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Domenica. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare della polemica sugli aspiranti avvocati veneti che vengono falcidiati, bocciati in massa all'esame nazionale, e scatta la polemica e anche un messaggio ai parlamentari. Il distretto del Corte d'Appello di Venezia è il peggiore, a eccezione di Caltanissetta. Ci sono percentuali in Italia di promozione al 70% e percentuali al 30% come quella di Venezia. È una cosa che fa specie, giacché la tradizione degli studi giuridici in Veneto è molto significativa. Magra figura dunque per i praticanti veneti, rientrati furiosi dall'esame per i pessimi risultati ottenuti. In molti si sono già rivolti agli ordini. Abbiamo un governo che è un Presidente del Consiglio giurista che si riferisce l'avvocato del popolo, abbiamo un ministro di Grazia e Giustizia, Guardasigilli, avvocato. È opportuno che ci sia un'informazione completa, soprattutto sui criteri, non tanto sul numero delle bocciature, ma sui criteri in base ai quali gli aspiranti avvocati veneti sono stati bocciati in massa. Perché i criteri in un esame nazionale devono essere uguali a Firenze, dove è stato promosso il 70%, e a Venezia, dove è stato bocciato il 70%. Una bocciatura che non ha motivazione, come invece dovrebbe essere. La bocciatura deve essere motivata formalmente e sostanzialmente. Qui abbiamo di fronte una bocciatura in cui uno non può capire sostanzialmente che cosa ha sbagliato, a fronte di una formazione che è una formazione molto solida nelle università venete o anche nelle università intorno al Veneto. Appare problematica e credo crei un problema anche a chi è già avvocato, e forse gli ordini del Veneto qualche domanda a loro volta dovrebbero farsela, visto che i tirocinanti li seguono loro. Credo che le forze di governo, in particolare la Lega ma anche il Movimento 5 Stelle, su questa cosa debbano intervenire, magari tramite degli atti di interpellanza al governo e anche legislativamente. Adesso è un momento che dedichiamo a voi e a noi. Antenna 3 in questi mesi infatti ha registrato successi di pubblico davvero travolgenti. Ora è ufficialmente prima per ascolti TV in tutto il Veneto, registrando una media di share del 10% nella fascia dei TG.
un'opportunità e quindi di conseguenza Antena 3 è da record assoluto, la nostra emittente ormai saldamente prima per ascolti TV in tutto il Veneto, registrando successi crescenti anche in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Quello superato a giugno 2018 è infatti un traguardo che conferma il trend dell'ultimo anno, consacrando il primo posto assoluto della nostra emittente. Così il nuovo marchio del Leone, Media Nord-Est, è il primo gruppo editoriale per ascolti certificati Auditel in tutto il Nord-Est. Buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3 come ogni lunedì puntuali. È travolgente la crescita registrata dall'emittente di San Biagio di Callalta, al centro di un imponente piano di rilancio e investimenti messi in campo dal momento dell'acquisizione nel dicembre del 2017. L'autorevolezza dell'informazione, l'aumento del numero di ore di programmi in diretta con il pubblico, nuovi format, volti e approfondimenti hanno consentito in pochi mesi di quadruplicare l'affetto del pubblico e un aumento del 40% dei dati d'ascolto dell'intero giorno. Leader assoluti nelle fasce dei telegiornali che registrano giornalmente uno share medio del 10%, battendo sul territorio anche molte reti nazionali. Dalla mattina alla sera Antena 3 è al fianco del proprio pubblico, dettando l'agenda dei temi, assecondando i bisogni e le richieste di telespettatori sempre più esigenti. Antena 3 è riuscita in pochi mesi a calamitare crescenti investimenti pubblicitari. Il ritorno di programmi storici come La Voce del Mattino, la nascita di nuovi format, 20 e 10 e Ring, hanno prodotto un costante successo di pubblico. Le maratone elettorali, gli approfondimenti di Ore 13 o Agricoltura sono ormai un appuntamento fisso nel panorama dell'informazione di cui andiamo orgogliosi. Il nostro grazie a voi che premiate il nostro lavoro ogni giorno, consentendo ad Antena 3 di essere la prima TV del Veneto. Davvero grazie a voi, davvero grazie anche alla squadra di Media Nord-Est. Adesso parliamo di un addio, l'addio della preside, così chiamata del Prosecco. Dopo 14 anni va in pensione la preside, la dirigente dell'Istituto Enologico di Conegliano, il Cerletti. Eh sì, evidentemente ho già dato e a questo punto vado in pensione dal 1° settembre. La storica preside dell'Istituto Enologico di Conegliano lascia la dirigenza per la pensione. La notizia sta suscitando quasi stupore in città, oramai da tempo abituata a questo volto e al suo ruolo. Quanti anni alla guida della scuola enologica? 14 continuativi più uno qualche anno prima. Tante le avventure personali e professionali per la preside. Cosa porto nel cuore? La scuola, ma porto i ragazzi, porto i miei docenti, il mio personale, tutti quelli che hanno collaborato con me, perché in questi anni è stato un gioco di squadra. E al timone della scuola del vino più famosa d'Italia e forse del mondo, la preside Trevilli ha visto sin dal nascere quello che oggi è il fenomeno Prosecco, preoccupandosi sin da subito dell'utilizzo dei fitofarmaci. Sono testimone dei problemi del Prosecco, abbiamo lavorato molto con un gruppo di lavoro che ha coinvolto anche il Condifesa di Treviso, che ha coinvolto i miei docenti con delle borse di studio, per cui ci siamo preoccupati di lotta integrata, lotta guidata e abbiamo cercato di diffondere nel territorio tutte queste problematiche e queste novità che ci sono. Una realtà formidabile che la sua scuola ha contribuito a far crescere. Per questo non poteva mancare anche un messaggio ai suoi studenti, oggi cuore di aziende e cantine. Molti pensano che il Prosecco sia una bolla, anzi una bollicina che prima o poi scoppierà. Dal suo punto di vista? Ma perché deve scoppiare? Non credo assolutamente. Ci deve essere però una costanza da parte di tutti, che è quella di dare qualità. Innamorata della sua scuola ma anche di queste colline, al punto da non lasciarle più. Lei è veronese, ha deciso di rimanere qui a Conegliano? Sì, ormai sì. Mi sento coneglianese di adozione e quindi penso che rimarrò a Conegliano. Non ho motivo per spostarmi. Adesso c'è ore 13 dopo di noi ed è giovedì, quindi è la giornata della CGIL, gli amici della CGIL che rispondono alle vostre domande. Oggi ospiti di Ferdinando Marino è il sindacato pensionati della CGIL, lo SPI-CGIL di Treviso, e parliamo di come anticipare la pensione e di controllarla. In studio Paolino Barbiero, che è il segretario della SPI-CGIL di Treviso, e poi Lorenzo Zanatta e Ivana Francescotto. Quindi se poi volete intervenire in diretta, ovviamente lo potete fare per esporre le vostre problematiche, oppure se volete in pagina Facebook di Antena 3 per tutti i vostri dubbi e le vostre domande. Questa sera 20 e 10 con l'onorevole Massimo Bitonci della Lega, quindi la politica che torna in primo piano, e sono tanti i temi sul piatto.
È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, precipitazioni del tutto assenti. Vediamo il dettaglio di giovedì 19 luglio. Sul Veneto pressione in ulteriore aumento a garanzia di una bella giornata su tutta la nostra regione, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al più con presenza di poche nubi sparse. Temperature piuttosto calde con minime tra 17 e 21 gradi. Valori massimi compresi invece tra 29 e 34 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione sarà una bellissima giornata all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo velato ovunque, non sono attese piogge. Clima caldo con temperature minime tra 18 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 30 e 33 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutta la nostra regione dove sarà ampiamente soleggiato ovunque. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con qualche innocuo addensamento sui settori alpini di confine. Temperature piuttosto calde con minime comprese tra 16 e 17 gradi. Massime oscillanti invece tra 31 e 34 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.